Bobby Solo, lei ha vissuto l'epoca d'oro del Festival Sanremo e del rock italiano. Che differenza vede con la musica di oggi? Ma è una cosa semplice. Quando era 40 anni fa, io continuavo a giocare al Totocalcio e non vincevo mai. Andai da un tabaccaio e mi disse: Bobby, tu hai la possibilità di una su 800 milioni di vincere. Le note musicali non sono 200.000, sono 7. Le migliori combinazioni di note sono state eseguite dagli anni 40, 50, 60, 70, forse 80. Ma oggi purtroppo qualsiasi cosa tu componi assomiglia a Giorgio Gaber, a Celentano, a Mina, a Ornella Vanoni, oppure assomiglia a Elvis Presley o a Frank Sinatra o a Dean Martin, perché le note sono 7 e le combinazioni è come se tu hai 7 colori e fai dei disegni, però per cui oggi la musica è più basata sulle parole, ci sono 800 milioni di parole e allora io ti amavo e ti volevo, ma tu eri tanto bella come una stella, no, 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 te l'ho detto proprio no. Invece ai tempi nostri, dimmi quando tu verrai, dimmi quando, era diverso. Non è né bello né brutto, è diverso. Una lacrima sul viso, ha superato i 60 anni e continua ad emozionare. Qual è secondo lei il segreto della sua eterna giovinezza? Ma la mia giovinezza è mentale, perché io ho 80 anni, quindi la mattina ci vuole un'ora e mezza prima di svegliarmi, dopo le 3 sono sveglissimo, mentre 40 anni fa era diverso, saltavo dal letto. Però la testa, il cervello, musicalmente innamorato della musica alla follia, per cui io continuo a imparare, a suonare, a fare gli accordi con la chitarra, a comporre e sono 19enne come cervello. E 80enne, loro dicono che sono in forma. Io pratico dei pesi leggeri, manubri da 5-6 kg, 8 kg al massimo, poi pratico una ginnastica cinese che si chiama Qigong, che in cinese si chiama Qigong, che sono esercizi che sembrano stretching, lo faccio da 25 anni e poi pratico i 5 riti tibetani, che sono esercizi da 8 minuti che può fare anche un 95enne. Pratico sta roba, forse funziona. Dicono che sono in forma. Io ho tratto ispirazione, ho imparato tutto da Elvis Presley. Elvis Presley poi, quando era piccolo, 8-10 anni, nella città di Tupelo, Mississippi, negli anni diciamo 40-45, lui ascoltava musica gospel, che è una musica religiosa degli afroamericani, ascoltava blues, rhythm and blues, rockabilly, rock and roll. Ascoltava questa musica, aveva 10-12 anni e queste idee musicali poi gli sono entrate nella mente e da lì lui ha creato il suo stile. Vuole lasciarci un messaggio per i lettori del QDP News? Un messaggio, un abbraccio, grazie a ai giovani, dico grazie alle mamme e alle nonne che mi hanno sempre voluto bene e me lo continuano a volere. Un caro abbraccio ai ragazzi, ai giovani. Io mi commuovo quando vedo i bambini, quando ho visto i miei 8 nipoti da Mara Venier mi venivano le lacrime, veramente sul serio. Quindi quando non riuscirò più a cantare spero di aprire un asilo per vedere intorno a me tutti i pupetti da 5, 6, 7 anni, perché amo i bambini, perché i bambini sono la vita. Grazie mille.